Grande partecipazione all'inaugurazione della My Candy Arena a Lentiai. Domenica 9 marzo appassionati e istituzioni si sono riuniti per celebrare l'apertura della nuova struttura dedicata al modellismo su pista. Presenti al taglio del nastro rappresentanti locali e nazionali, insieme alle due madrine dell'evento. L'inaugurazione è iniziata con l'esibizione della Filarmonica di Lentiai, seguita dagli interventi di Michele Dalla Piazza e Andrea Grigoletto, ideatori della My Candy Arena e rappresentanti della Prealpi RC, associazione che gestirà la pista di oltre 300 metri. Ci sono tanti programmi durante la stagione, la prima gara il 29 e il 30 di questo mese di marzo, poi ci saranno appunto da pensare alle altre gare che sono tante, sono 4 eventi molto grossi dove avremo gente da tutta Europa e siamo molto contenti sia io che Michele, e poi ci sarà da pensare fine anno e iniziare il prossimo anno con l'Academy per i ragazzi, che è importantissima. La My Candy Arena è diventata realtà ormai e questo ci rende il cuore pieno di orgoglio. Ci rende pieno di orgoglio perché a questo evento, a questa inaugurazione è intervenuta tantissima gente e tantissime autorità del nostro territorio che contano veramente. L'Academy è il nostro sogno vero, il nostro sogno non era fare una pista, il nostro sogno era portare di nuovo i bambini a divertirsi all'aria aperta. E questo si materializzerà grazie a questo impianto dove potremo fare le parti teoriche nelle scuole e le parti pratiche nella nostra pista. Quindi siamo qui pronti a coinvolgere chi ha voglia di venire a trovarci, chi vuole divertirsi con noi all'aria aperta. Tra le autorità anche il vice sindaco di Borgo Valbelluna, Simone Deola, il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, e il presidente del Fondo Comuni di Confine, Dario Bond. È un qualcosa, quello che abbiamo inaugurato oggi, che è il sogno partito da 2 persone che hanno donato alla comunità un impianto meraviglioso, un impianto simbolo, un impianto che ha una valenza non solo nazionale ma anche internazionale. È veramente un qualcosa di essere molto orgogliosi e da portare proprio nel cuore e di avere una grande considerazione di chi ha fatto questo intervento. Penso che oggi sia una giornata di festa, ma soprattutto sono qui anche un po' per rappresentare veramente la comunità bellunese, che dice grazie ad Andrea e Michele che hanno visto realizzato oggi il loro sogno di portare a condividere una passione, quella per il modellismo, che è sicuramente uno sport forse meno conosciuto rispetto a tanti altri, ma che può coinvolgere veramente persone di tutte le età. A loro faccio il mio più grande in bocca al lupo per veramente tanti successi e la crescita di quest'area. È un orgoglio nazionale, è un punto di riferimento per l'Italia, per gli appassionati di modellismo in generale, di gare, ma soprattutto deve diventare un grande punto di attrazione per tutta la provincia, per tutto il Veneto, per tutta la gente che gira attorno a questo mondo, che è tantissima. E quindi io li ringrazio, Michele e Andrea, ma ringrazio anche il sistema provincia, il comune di Lentiai, il comune di Valbelluna e la frazione di Lentiai, perché in qualche maniera stiamo riuscendo a fare un blocco di attrazione, campi sintetici importanti, questo bellissimo iniziativa che inauguriamo oggi, e soprattutto l'Academy, cioè quel mondo che attrae i bambini, i ragazzi e li invoglia a fare questo tipo di sport. Grazie ancora. Durante l'evento, Grigoletto e Dalla Piazza hanno annunciato un'ambiziosa sfida. Nel 2027 Lentiai competerà per l'assegnazione del mondiale con Barcellona. Un obiettivo che potrebbe portare il bellunese al centro della scena internazionale del modellismo. La promessa è quella che noi ci batteremo per ottenere un mondiale. Non è facile, vanno assegnati e quindi le federazioni dovranno vedere in noi le persone giuste per ospitarlo. Però promettiamo veramente che cercheremo di portare il mondo a Borgo Valbelluna.